Bellini, dai, perché mi piace ricordare questa partita, mi piace rianalizzare, anche guardare un pochino la classifica perché è lusinghiera. Quindi i voti, i pagè, il canale comincia. Allora, amiche mie, amici miei, per esempio Salvatore Lipardi, benvenuto sul canale, e tutti quelli che si sono iscritti. Ho fatto un errore tecnico, devo dire la verità, perché ho scritto la partita di oggi sul fragile mentalmente, che doveva rimanere immacolato, ma è andata bene lo stesso, e quindi noi lasciamo dei like che sono anche propedeutici per le prossime partite, perché lo sapete come si fa, lo sapete come funziona. E siamo pronti a far vedere un po' di screenshot, a lasciare le nostre impressioni anche sotto forma di voti e pagelle che lasciano il tempo che trovano. Sui voti dobbiamo anzi essere in disaccordo perché ognuno la vede in un modo. Io penso che ho gonfiato un po' i voti per questa partita, perché l'importanza di questa partita in questo momento storico, soprattutto dopo la sconfitta, la prima sconfitta stagionale contro il Liverpool, era una risposta che noi dovevamo avere. Non vogliamo essere risultatisti, ma il Napoli ci ha dimostrato la reazione alla reazione della reazione della reazione e viceversa. Quindi noi andiamo, e se poi Gasperini vuole dire che non meritavano di perdere, come un po' l'hanno detto tutti su tutte le, quindi non sei nuovo Gasp, però questa volta si può anche dire che un pochino loro sono stati imprecisi, perché poi dobbiamo anche essere onesti con noi stessi. E quando noi creiamo, vi volete iscrivere al canale Telegram o no? Sta sotto in descrizione e non vi perdete una notifica. Tra l'altro ogni tanto io sul canale Telegram lancio dei sondaggi, ci sono delle cose. Dai, insomma, noi ce la prendiamo sempre con il Napoli, quando il Napoli crea tantissimo, spreca, e poi la porta stregata, il palo, le cose, e ce la prendiamo con l'Atalanta. Se la prendesse con loro stessi, un po' di sfortuna senza dubbio, un po' abbiamo un portiere, perché nel calcio le due squadre devono avere i portieri, e i portieri hanno nelle loro mansioni è quando ne parli, mansioni particolari, quelli di parare. Quindi se Meret ha parato sarà colpa nostra? Non credo. E quindi è chiaro che la prima occasione, quella su Hollywood, noi passiamo con un Amrabat tattico subito qui e vediamo com'era schierato il Napoli in campo. Il Napoli senza Kvara, ma Spalletti non ne vuole sentire parlare, e sono anche d'accordo, perché se no diamo troppa importanza a un solo giocatore e non va bene. Vediamo che questa è la parata, questa è l'azione che porterà poi al secondo minuto, praticamente al terzo minuto, subito Meret a fare una grande parata che mantiene il risultato sullo 0-0 momentaneamente. Vediamo questo lancio, credo che fosse proprio Mele o Cop Miners, probabilmente Cop Miners, non lo so di preciso, e in questo caso su questo lancio su Lookman il Napoli non è schierato benissimo. La difesa è molto alta e sono anche contento di questo, però loro avevano questo in mente, quindi il lancio su Lookman o il lancio di Lookman per Hollywood, e quindi la doppia punta, e Spalletti ce lo dice anche bene. In questo caso Di Lorenzo sta lì davanti, Kim scappa per rincorrere ma è troppo tardi perché Lookman è molto veloce, e sotto vedete Juan Jesus e Oliveira quasi a cercare di mettere in fuorigioco Hollywood, però è troppo tardi perché poi scappa e arriverà al tiro. Grande parata di Meret, e qua dobbiamo sottolineare le cose che succedono. Dopodiché è chiaro che arriva il vantaggio dell'Atalanta, e qui noi, prima di vedere quello che porta alla deviazione col braccio di Osimhen, è questa spizzata, credo fosse Toloi, che in questo momento vedete sta battagliando con Lobotka cerca di fermarlo, però qua ragazzi io vi devo dire tutto, e Lobotka lo perde e resta bloccato sui suoi piedi.
E vediamo il secondo screenshot che vi dimostra proprio questo, che qui, se quello è Toloi, che arriva poi alla spizzata in questo momento, Lobotka è rimasto fermo lì dove era. E quindi, ragazzi, Lobotka grande partita, però noi segnaliamo che ci sono delle sbavature. In questa partita io sbavature le posso identificare in tutti gli 11, compresi poi i 16, arrivare a tutti i panchinari comprese. Parecchie, attenzione, parecchie sbavature contro una squadra che te le fa fare perché ti aggrediscono, non ti danno tempo di pensare, sì, però anche tante pezze messe da loro stessi dopo la sbavatura oppure da un compagno. E questa è la cosa importante, perché sono esseri umani, non sono robot, perfetti non si può essere, anche se delle volte ce lo hanno dimostrato e ci fanno poi pensare allora sì, si può fare. No, esistono gli errori, esistono le sbavature. Lobotka è l'esempio, perché in questo caso lui è proprio così, ma risulta comunque il migliore del centrocampo, perché contemporaneamente qui arriva, lasciamo perdere che Osimhen cerca di levare il braccio, viene colpito, vabbè, rigore, a noi non lo dà, vabbè, e diciamo sempre vabbè, cama fa, però arriva il vantaggio dell'Atalanta. Dopodiché, da dove arriva il cross di Zielinski che porta al gol proprio Osimhen, che non esulta nemmeno perché vuole il pallone e vuole andare a segnarne un altro, molto bene, arriva da Lobotka che decide di mettersi in proprio perché dobbiamo tornare indietro di qualche minuto. Lobotka riceve palla da Zielinski in questa zona del campo e decide, sai che c'è di nuovo, qua stanno tutti uno contro uno a uomo eccetera eccetera, ma me ne vado fino in fondo. E infatti vediamo il secondo screenshot dove lui è avanzato, avanza poi sulla sinistra, cioè proprio è un giocatore totale con tutti e due i piedi, avanza finché Adeboer non gli sposta il pallone, e lo vedete qui, gli sposta il pallone e lo accompagna in calcio d'angolo che verrà battuto corto da Zielinski per Elmas, che gli ridà il pallone. Zielinski calibra il cioccolatino, Osimhen si stacca un po' dalla mascatura della porta e insacca di testa. Un gol che fa sembrare facile. Altro screenshot che vi voglio far vedere è proprio nella partita delle sbavature, proprio nella partita in cui Anghissà mi ha fatto dannare l'anima, perché ancora non lo vedo in forma smagliante, lo vedo un po' passeggiante, lo vedo un po' caracollante, lo vedo un po' anche indolente, però su questo lancio che era proprio di Di Lorenzo lui salta di testa, e non solo, la palla resta lì, la prende lui ma resta lì, con un momentino proprio di gamba riesce a recuperarla, serve Osimhen che scatta in profondità, battaglierà Osimhen con Demiral, lo lascerà sul posto perché vincerà tutti i contrasti che deve vincere. E nel secondo screenshot vediamo una specialità della casa di Elif Elmas, il riempire l'aria preventivamente, andare a prendere gli spazi che restano vuoti, e quindi se Osimhen è andato a fare questo movimento sulla fascia, Elif sa e si mette proprio al centro dove può ricevere questo passaggio di Osimhen, movimento ad aprire il compasso per tagliare fuori Adeboer che cercava di marcarlo a vista, e poi il gol con quel tuffetto che si vede, non mi ricordo chi, penso Ederson, che fa quel tuffo disperato per cercare di metterci una pezza. E quindi 2-1 per il Napoli. E poi le grandi proteste, tutti ammoniti, cose varie incredibili, perché l'arbitro non ha fischiato prima della fine della partita, ma molto prima, proprio non ha fatto finire di giocare al calcio, c'era il forcing incredibile. 14 secondi in più, ma quelle ci sono le sostituzioni, e che vogliamo fare? Non la vogliamo finire più finché non pareggiate? Poi ci sono state le proteste, ma capite? E allora siete voi stessi gli autori di queste perdite di tempo. Basta, è la solita storia, si perde tempo di solito perché si perde tempo perché si vuole non dare modo al Napoli di recuperare. Poi se il Napoli recupera, bisogna recuperare tutto il tempo perso, ma siete stesso voi stessi così. Quindi non ci
non ci fate ridere. Mi sento di dire non ci fate ridere. E andando ai voti, dove possiamo essere d'accordo o meno, e voi mi dite nei commenti, io do 8 a Meret perché se lo merita pure. Una giornata in cui risulta tra i migliori, perché la parata su Mele non è facile come quella di Hollywood, poi c'è l'aiuto anche della traversa su quella respinta di Lukman, però all'interno dell'8 io me le ricordo le sbavature di Meret, nel senso che potrebbe uscire un po' di più, perché potrebbe anticipare e togliere da mezzo tutti i pericoli nell'area piccola, andare a prendersi il pallone. Però ho visto anche che in un paio di volte è rimasto alto quando la difesa del Napoli era alto ed è intervenuto al limite dell'area, quindi alcune cose che noi sappiamo a memoria di Meret. Però va bene così, rendiamolo anche protagonista quando lo merita. 6,5 di Lorenzo, 7 Kim, 6,5 Juan Jesus, 6,5 Olivera. Sono voti alti, ve l'avevo detto. Voglio giusto dare un pochino in più a Kim, che nonostante anche lui qualche sbavatura, come Juan Jesus ha sofferto un pochino la velocità degli attaccanti dell'Atalanta, come Di Lorenzo soffre su quella fascia. Melè comunque è uno dei migliori in campo, e come alla fine anche Olivera ha sofferto qualcosina in più a Kim, perché ci mette quel piedone molto spesso e alle volte la parata Meret non la deve neanche fare perché Kim è stato capace di bloccare tutto. Quindi 7,5 a Lobotka, che protagonista della sbavatura, ma il resto della partita di Lobotka è sontuosa. Come voglio dare alla fine 6,5 anche ad Anghissà, che non mi è piaciuto tantissimo, che però entra in quel gol che poi è di Elmas. Quindi nelle piccole cose tutti sono protagonisti di cose importanti, come Zielinski che è protagonista dell'assist, anche lui qualche cosa sbaglia, un passaggio che manda in porta poi l'Atalanta. Le sbavature, ragazzi, siamo in un momento in cui siamo al limite anche della stanchezza e dobbiamo capirli. 6 a Lozano, che comincia molto bene, poi un po' si perde. Do 8 ad Osimhen, gol e assist, altro gol contro una grande, quindi lo sottolineiamo perché si diceva questo di Osimhen, gol e assist e tanta lotta. E 7,5 ad Elmas, che viene chiamato in causa, si sente stressato, dice era uno scherzo, non ti preoccupare, l'amore per la panchina. Intanto ogni volta che viene chiamato da titolare, con la tranquillità, gioca semplice, sa tatticamente dove si deve mettere, ha il senso del gol, aiuta i compagni, sorride, abbraccia, fa, questo era uno dei temi. Speriamo di non perdere i giocatori che giocano di meno. È bello anche il modo in cui entra Simeone. Do 6 a Politano, Ndombele a Simeone vicinissimo anche al gol del 3-1, però quello che volevamo vedere è questa garra. Il Napoli ce lo sta dimostrando, mi sto divertendo tantissimo, è il percorso che ci dobbiamo godere. Dopo guardiamo le altre partite, guardiamo domani, vedremo che cosa è successo oggi, perché oggi giocano i due derby e quindi ci vogliamo vedere la Roma, la Lazio, la Juventus e l'Inter. Qualcuno perderà dei punti e quindi noi staremo lì appollaiati a vedere chi perderà un po' di terreno, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere. E da New York, Valerio Fluido è tutto quello che mi sono dimenticato me lo potete dire voi, perché non sembra, ma io leggo tutto. Sì, io leggo tutto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.